Il laboratorio di AICA ormai rappresenta un'eccellenza, un punto di riferimento per la nostra azienda e di recente ha avuto un riconoscimento molto importante, l'accreditamento da parte di un ente particolarmente qualificato che è Accredia, e questo naturalmente ci rende orgogliosi del lavoro che è stato fatto in questi anni. L'obiettivo è quello di migliorare e di valorizzare ancora di più questo laboratorio attraverso le convenzioni con le università e soprattutto cercare di valorizzare al meglio creando maggiore valore aggiunto, dedicandoci anche alla possibilità di fare delle attività anche all'esterno e quindi producendo ricchezza per la nostra azienda. Quindi naturalmente una serie di attività che ci consentiranno ad esempio di fare delle analisi anche ai cittadini e perché no anche ad altre imprese che ne dovessero avere bisogno. Quindi il frutto di un grande lavoro, il riconoscimento per il lavoro in questi anni particolarmente duro, tutti sappiamo da dove siamo partiti e quindi tutto ciò ci rende particolarmente soddisfatti. AICA rappresenta da qualche tempo una delle società più importanti della provincia di Agrigento, in quanto tra l'altro si occupa di un settore fondamentale, qual è quello della distribuzione dell'acqua. E proprio per questo, a questo punto, abbiamo voluto, con molte sacrifici, ma ci tenevamo tantissimo, a accreditare il laboratorio che AICA ha presso il proprio interno, presso i propri uffici, perché dobbiamo assolutamente garantire una potabilità dell'acqua ai massimi livelli. È per questo che abbiamo voluto percorrere tutte le strade che la normativa consente per poter garantire e, oltre che garantire, tranquillizzare tutti i nostri utenti sulla bontà del prodotto che noi distribuiamo, e per questo noi ci siamo fatti accreditare proprio come laboratorio. Come diceva bene il Presidente, è solo il primo passo questo, perché noi abbiamo intenzione di fare un centro di ricerca, perché per noi è fondamentale garantire, come dicevo poc'anzi, tutti gli utenti. Allargheremo anche questo e già vi devo dire che qualche ente importante si è rivolto a noi per dare tranquillità. Vedi per esempio i controlli che sono stati nel Lago Arancio. La regione addirittura si è rivolta a noi perché eravamo l'unico ente nelle condizioni di garantire la bontà delle acque, perché i nostri quattro collaboratori che si occupano del laboratorio con molti sacrifici, perché sono quattro sole persone e certamente potenzieremo nel più breve tempo possibile, riescono a svolgere un ruolo fondamentale di garanzia per tutti gli utenti. Particolare ringraziamento indubbiamente lo dobbiamo dare al dottore Vetro, che è il responsabile del laboratorio, perché senza di lui non avremmo potuto assolutamente portare avanti questo discorso. Un'altra cosa ancora che diciamo nei nostri programmi è quello di fornire la società laica di una certificazione di qualità anche per quanto riguarda tutti gli altri settori. Cerchiamo nonostante i sacrifici, nonostante le problematiche, di fornire ai nostri cittadini un prodotto quanto più valido. Abbiamo iniziato col laboratorio che abbiamo ritenuto che era la cosa più importante per il prodotto che forniamo, continueremo con l'organizzazione della società, ivi compresa la certificazione di qualità. Questa mattina ci troviamo presso il laboratorio d'analisi di AICA. Che tra le tante criticità ed emergenze invece questo rappresenta un segmento di grande positività e davvero un'ottima realtà della nostra azienda. Il laboratorio AICA, che magari molti non conoscono, è quello che consente la tranquillità di una fruibilità delle acque potabili per ogni famiglia delle nostre comunità. Quindi sui 34 comuni che sono soci di AICA, quindi che operano nel servizio idrico integrato, tutte le acque passano da questo laboratorio che per noi è un punto di eccellenza. Devo dire che ci lavorano 4 validissimi professionisti che con grande scrupolo e con grande coscienza fanno un lavoro magari lontano dai riflettori. Oggi abbiamo invece voluto
portarlo alla conoscenza di tutta la comunità agrigentina. C'è con me il dottore Lopresti e altri suoi collaboratori che si preoccupano di una verifica costante per la salute dei cittadini della provincia di Agrigento. È un laboratorio che di recente ha anche avuto dei riconoscimenti prestigiosi da parte degli organismi nazionali. Infatti l'Accredia, che è un organismo, per chi ci lavora, è la massima espressione della funzionalità di un organismo, ha conferito a questo laboratorio un riconoscimento che in ben pochi hanno in Sicilia, che determina la qualità del servizio prestato e la professionalità mostrata dai nostri collaboratori. Tutto questo quindi all'interno di una esperienza come quella dell'azienda idrica dei comuni agrigentini, che tra tante difficoltà riesce anche ad avere queste positività. Noi siamo orgogliosi di questo. Finora abbiamo fatto analisi delle acque reflue e dei controlli sulla potabilità, ma anche nella logica di una programmazione c'è la volontà di allargare la sfera di azione di questo laboratorio, viste le eccellenze, visto le professionalità che abbiamo al nostro interno. Vorremmo anche iniziare ad aprire un rapporto con i soggetti, con i singoli cittadini, per una verifica della qualità delle acque che quotidianamente possono entrare nelle loro abitazioni. Parlo di impianti che derivano acqua che deriva dai pozzi, acqua con la quale si riempiono grossi invasi vicino ad aziende agricole. Ecco, tutto questo refluisce sulla salute quotidiana dei nostri cittadini. Quindi per noi motivo di grande soddisfazione poter disporre di questo laboratorio. Un ultimo, sempre in base di programmazione, è che noi vorremmo iniziare con questo laboratorio, alzare l'asticella, salire un gradino e farlo diventare un centro di ricerca che vorremmo aprire sia all'Università di Agrigento, sia soprattutto anche alle scuole, per iniziare a essere un punto di riferimento aperto di carattere scientifico, di alto livello scientifico, che può essere fruibile anche per i singoli studenti della nostra provincia.